E bene, in compagnia Pierluigi Manca, contrabbasso, Giampaolo Selloni alle tastiere, Monica Colimbi. Come già vi ha detto, vi ha anticipato Francesco, è come dire, una selezione da questa edizione dei pionieri di Rochdale, che racconta Oriecchi, che racconta la nascita della prima cooperativa in quei tempi bui per l'Europa, quindi per l'Inghilterra, per la Gran Bretagna, tutta l'Europa. In quel periodo, parliamo di metà dell'Ottocento, erano anni bui per l'Italia, per la Sardegna, ma anche per altre nazioni. A volte ci dimentichiamo che anche gli altri, specie nel mondo del lavoro, hanno subito tanto in termini di sofferenze, in termini di sacrificio e di sfruttamento del lavoro legato anche ai bambini. Io ho cercato di sintetizzare, non è stato facile, però è giusto per avere un'idea. Che cosa c'è di semplice nell'idea cooperativa dei propri pionieri? Che l'unione fa la forza, per il raggiungimento di traguardi di maggiore giustizia e di una migliore qualità della vita nelle nostre società. Proprio in un ambiente come quello inglese, in un periodo in cui sembrava dominare il credo dell'individualismo utilitarista e del capitalismo senza regole, nacque un movimento piccolissimo, i propri pionieri, con 28 soci, che agiva sulla base della reciproca fiducia e del reciproco vantaggio, aggregando consenso con l'uso sistematico della democrazia. Riunioni settimanali dove ogni socio, comprese le donne, aveva a disposizione un voto per contribuire alle decisioni. E attraverso le proprie concrete realizzazioni che questo piccolissimo movimento crebbe e si propose a modello in tutto il mondo. Quarantennio della fame, che doveva travagliare l'Inghilterra fino alla seconda metà del XIX secolo. Con l'introduzione delle macchine, la sostituzione dei telai a mano con gli oscuri e satanici telai meccanici, che rendevano per molta parte inutile la fatica dell'uomo, la rivoluzione industriale aveva portato, prima che civiltà e progresso, disoccupazione e miseria. L'avvento del commercio del cotone e la nuova tariffa doganale americana avevano praticamente fermato le esportazioni della flanella negli Stati Uniti, dando un colpo mortale a un'industria che era stata per 500 anni la maggior fonte di ricchezza per la città di Rochdale. Erano i tempi in cui a Rochdale 7.000 operai, un terzo circa della popolazione, si trovavano privi di lavoro. Erano i tempi in cui il salario medio dei tessitori era sceso dai 30 scellini settimanali del 1810 ai 10 e anche ai 6 scellini del 1840, e i salari non erano pagati nemmeno in moneta ma in natura, e la povera gente viveva, o meglio moriva, con 6 pence la settimana. Erano i tempi in cui i bambini di 5 o 6 anni erano costretti a lavorare fino a 16-18 ore al giorno in tane prive di aria e di luce, indegne di esseri umani, e nelle fabbriche inglesi vigeva in tutto il suo tragico orrore lo sweating system, il sistema del sudore, per il quale gli operai venivano spremuti fino all'ultima goccia di sudore e spesso anche di sangue. Si doveva arrivare al 1887 per vedere consacrato dalla legge l'obbligo del pagamento dei salari in moneta, e alla fine del secolo per giungere all'eliminazione dell'inumano sistema del sudore. Già nella prima metà del secolo si erano levate voci infiammate di pensatori e poeti a denunciare le infamie del regime di schiavitù che schiacciava gli operai. E Carlo Kingsley, che nel suo
Alton Locke bolla a fuoco il sistema del sudore, che doveva ancora durare fin verso la fine del secolo, e Carol Dickens in Hard Times, tempi difficili, nel 1854, deplora lo spreco di energie e di ricchezze e l'abisso che si va scavando fra padroni e operai, mentre i loro interessi sono identici, e afferma che l'economia politica è un semplice scheletro, se non ha una piccola copertura umana, se non ha un fiore umano al di sopra di essa e un po' di calore umano al di dentro. È Elizabeth Browning che nella rivista Blackwood si fa eco dell'angoscioso grido dei bambini: sentite i bimbi piangere, o miei fratelli. Come risorgere dagli abissi più profondi? Quali i rimedi più atti a lenire tanti mali? Le petizioni, i comizi, i disordini, la violenza. C'erano già stati 10 morti a Rochdale in dimostrazioni operaie. Durava ancora l'eco orrenda dei massacri di Peterloo nei pressi di Manchester il 12 agosto del 1819, dove una folla di inermi cittadini riuniti per presentare al Parlamento una petizione per la riforma elettorale era stata dispersa dai soldati con la violenza delle armi, lasciando parecchie vittime sul terreno. Fra i rimedi che si presentano per primi e sono più fertili di promesse e di speranze di vita, vi è l'emigrazione, e a centinaia gli operai vanno a lavorare e spesso a morire lontani dalla patria, nelle paludi del Mississippi, nei tuguri di Bendigo e della California. Ma anche il rimedio dell'emigrazione risulta inefficace e infecondo. Essi infatti comprendono subito che la forza viva e vera che sola può giungere a farli trionfare dalle distrette attuali è l'unione. L'unione nel lavoro, e cioè il sindacalismo, l'unione nella produzione e nel consumo, e cioè la cooperazione. La predicazione di Wesley King, il quale sosteneva che il ribasso dei prezzi di prima necessità costituiva un elemento essenziale per migliorare le condizioni della società umana e che ogni uomo doveva contribuire alla felicità degli altri con il lavoro in comune piuttosto che con il combattersi l'un l'altro, è seguita come Vangelo e poggia sul principio del fondo perpetuo collettivo inalienabile, messo in pratica senza indugio con le prime cooperative di consumo, e segna le direttive delle associazioni dei lavoratori. Viviamo per i nostri simili, affinché si possano vivere con noi e convincere il genere umano di come sia necessario praticare le sante virtù dell'amore, della giustizia, della carità e della verità. È in questi tempi, è in questo clima che l'idea dell'associazione operaia, sia sindacale che cooperativa, prende l'avvio. E a Rochdale si costituisce nel 1830 la prima società cooperativa di produzione, con 60 soci. Nel congresso di Bergman, nel 1831, si parla per la prima volta della necessità per le cooperative di unirsi per diventare più forti, e in quelle di Leeds del 1832 si decide l'attuazione di una campagna missionaria per la diffusione della cooperazione, in seguito alla quale uomini di buona volontà, compensati con soli 4 scellini al giorno, vanno di paese in paese a bandire il verbo cooperativo. E nasce così a Rochdale la prima cooperativa di consumo, il negozio cooperativo, le cui regole sono dettate da Carl Howard, del quale John Reed svolge tutte le funzioni, da quella di direttore a quella di banconiere e di cassiere. Il buon seme è ormai gettato e con Carl Howard i propri pionieri di Rochdale entrano nella storia. Io mi sono talvolta domandato a che debbano la loro ineguagliabile fama ai propri pionieri. La verità è che i pionieri sono diventati celebri non per questa o per quella particolarità della loro opera, ma per l'opera stessa, considerata nel suo complesso, nei suoi risultati, per l'originalità di alcune concezioni proprie e per la felice applicazione di concezioni altrui, e soprattutto per la fede, la tenacia, l'unità della loro azione. Nessuno di loro aveva particolari nozioni di commercio, di amministrazione, di lettere. Nessuno di loro aveva frequentato scuole di grado appena elevato, ma tutti avevano studiato, come ben fu osservato, all'Università del Buon Senso
e della fatica quotidiana, e con la loro scienza appresa alla scuola della vita, essi hanno dato corpo a un complesso di norme così definite che a un secolo di distanza reggono ancora intatte il mondo cooperativo, a una serie di istituzioni economiche, sociali, morali così aderenti alla vita del popolo, permeata da tanta umanità, da collaudare l'affermazione di quegli economisti che videro nella cooperazione il fenomeno più notevole forse della storia economica, l'unica esperienza sociale che nel secolo XIX fosse riuscita. Ben a ragione poteva perciò Carl Gide, celebrando a Rochdale nel 1902 la gloria dei pionieri al cospetto dei cooperatori di tutto il mondo, ivi adunati per il congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, esclamare: pionieri, io vi ringrazio non solo per averci dato un'organizzazione che ha procurato a milioni di uomini un conforto e un miglioramento delle condizioni della loro esistenza, ma soprattutto per averci dato una mirevole lezione di modestia, mostrandoci con tutta la nostra scienza, come tutta la nostra scienza, tutta la scienza dei sapienti e degli scribi, tutta quella che si formula nei libri e nelle leggi, tutta quella in nome della quale noi istruiamo, noi governiamo gli uomini, non vale in fatto di chiaroveggenza e di forza propulsiva l'azione di pochi umili operai che avevano semplicemente vissuto, faticato, sofferto e non avevano ricevuto altre lezioni che quelle che possono essere date dal lavoro manuale, dalla preoccupazione del pane quotidiano e dalla fede indefettibile nell'avvento della giustizia. E poi ci sarà un secondo intervento per chiudere questa storia. Di modestia che ci hanno dato i probi pionieri. Basta scorrere infatti la loro storia consacrata nelle pagine di Hallwake per intendere quanti insegnamenti, quante lezioni, quante regole di vita essi hanno saputo darci con l'esempio della loro azione. Lezioni di umana comprensione, come quando a coloro che propongono che siano espulsi i soci che non facevano i loro acquisti presso la cooperativa, Charles Howard oppone che non doveva essere violata la libertà dei soci e che egli amava sì la cooperazione, ma più della cooperazione la libertà, e fa respingere la proposta. Lezioni di tolleranza, come quando contro la proposta di vietare le discussioni intorno alla religione nella sede sociale,
il comitato decide che ogni socio avrebbe avuto piena libertà di esprimere le proprie opinioni su tutti gli argomenti sottoposti all'assemblea in tempo opportuno e prospettati in modo conveniente. Lezioni di serena e salda coscienza nei loro diritti, lezioni di tenacia nell'opporsi alle tendenze che si ritengono fatali ai loro istituti, quali la vendita e il credito, di fermezza nelle difficoltà che li fa resistere indomiti, fino a che non riescono a sollevarne le sorti, lezioni di onestà e moralità commerciale, che fa loro divieto assoluto di associarsi ai commercianti nelle illecite acrobazie dei prezzi, lezioni di doverosa riconoscenza per coloro che li aiutano e li difendono nella loro attività, lezioni sulla virtù, sulla necessità della rinuncia, del sacrificio personale a favore della collettività, che sola può, come nel caso dell'accumulazione dei profitti, far sì che i 2 soldi delle prime sottoscrizioni di Rochdale facciano boule de neige alla di neve e si trasformino nelle valanghe dei miliardi delle istituzioni cooperative britanniche attuali. Lezioni di oculata saggezza nel sostenere la necessità dell'educazione e dell'istruzione e l'utilità di destinare vasta parte dei loro guadagni a opere di bene, soprattutto lezioni di fede incrollabile nella cooperazione, di capacità assoluta nell'esprimere e nel realizzarne in pratica i valori ideali e nel valutarne le esigenze essenziali, prima fra tutte l'esigenza dell'unità. Il miracolo morale compiuto dai pionieri consiste nel fatto che essi, anche quando erano di opinioni contrastanti, non erano mai in discordia. Pur avendo delle divergenze, non si dividevano mai, pur odiandosi qualche volta, restavano sempre uniti. Più che un trionfo di concezioni economiche e sociali, il credo dei probi pionieri costituisce un trionfo dello spirito sulla materia, del sacrificio per gli altri sul tornaconto individuale, poiché tutta la sostanziale verità della cooperazione si condensa nel principio lavorare non solo per sé, ma per gli altri, risparmiare, guadagnare, accumulare i profitti non solo per il soddisfacimento dei propri bisogni immediati, ma per quelli della comunità futura. Sanciscono la regola d'oro dell'assegnazione del 2,5% degli utili all'educazione e da quella scintilla partono le loro grandi iniziative in materia di istruzione, di educazione, che li inducono a creare scuole, biblioteche, corsi universitari, centri tecnologici, collegi cooperativi, gabinetti fisici e chimici e che costituiscono un ricco patrimonio scientifico per la loro città. Comprendono per primi il valore delle donne come prezioso elemento che li può aiutare nella loro missione e le chiamano nelle loro fila con gli stessi diritti dell'uomo, compreso quello del voto. Sentono in tutta la sua bellezza e in tutta la sua grandezza il dovere della solidarietà e creano e sussidiano generosamente istituzioni mutualistiche, bagni pubblici, asili per paralitici, istituti per ciechi, sordomuti, ospedali. In tutta la loro multiforme attività i pionieri non hanno tregua e sono pervasi da tanto entusiasmo, da tanto fervore di bene, che non è da meravigliarsi se abbia potuto tradursi in iniziative così coraggiose come quelle cui essi hanno dato vita. Il seme del fecondo lavoro per il bene comune si irradia dalla modestissima bottega di Tutu Lane in mille direzioni. Nascono centinaia di case cooperative, nascono i giornali cooperativi, nascono le società di assicurazione cooperative e quelle di assistenza e di previdenza. Jacob Ollieik nacque a Birmingham il 13 aprile del 1817, da famiglia abbastanza agiata, e per quanto vivace e di pronta intelligenza egli fosse, e portato alla lettura dei libri più svariati, appena fu in grado di tenere in mano un arnese, a 8 anni, fu assunto nella fonderia dove lavorava anche suo padre. Le osservazioni fatte da lui bambino, operaio tra operai, sono condensati in vari suoi libri, tra cui, oltre alla sua storia dei pionieri, appunto, specialmente quello sugli avvenimenti trascorsi degni di ricordo. In essi, infatti, egli descrive le tane
che per quanto inabitabili e irrespirabili erano sempre ritenute abbastanza buone per chi vi lavorasse un uomo. Il continuo terrore in cui vivevano gli operai, che facevano orari massacranti e non erano mai sicuri delle loro paghe e del loro posto, e che perfino erano indotti a non vestire decentemente perché ogni vestito appena decoroso era ritenuto dai padroni sintomo di agiatezza e poteva portare a riduzione di paghe. Malgrado le sue occupazioni come operaio, egli frequentò prima una scuola wesleyana, poi a Birmingham un istituto di meccanica, dove imparò i primi elementi di grammatica, logica, astronomia, meccanica. A 20 anni, finiti gli studi, lasciò anche la fabbrica e si sposò e iniziò il suo apostolato. Nel 1840 fu chiamato da Owen a far parte della compagnia dei missionari sociali destinato a Sheffield, dove insegnava in una scuola diurna e teneva conferenze per la causa. E in questa sua attività gli capitò il più grande infortunio della sua vita. Parlando a Cheltenham, sulle colonie propugnate da Owen, ebbe a dire, nonostante credente, in risposta a un interlocutore, che secondo lui le colonie si sarebbero sviluppate meglio senza qualsiasi setta religiosa. I giornali lo accusarono di bestemmia. Tornato a Cheltenham per difendersi, fu arrestato e condannato dall'assise di Gloucester a 6 mesi di prigione per bestemmia. Le sue sofferenze furono grandi, anche perché ebbe in carcere la notizia che la sua figlioletta Maddalena era morta di stenti per la miseria in cui la moglie viveva durante la sua prigionia. Uscito di prigione, Holyoake si occupò degli altri movimenti sociali e politici ad esso succeduti, cartismo, secolarismo, liberalismo, ma fu soprattutto a quella della cooperazione che egli dedicò le migliori forze di tutta la sua vita. Si può sostenere in verità che la vita della cooperativa di Rochdale, da lui vissuta per 60 anni, giorno per giorno, fu il banco di prova che lo convinse sempre più e sempre meglio dell'umana santità dei suoi ideali cooperativi e lo indusse a perseverare con sempre maggiore ardore nel suo apostolato cooperativo, e che a 88 anni gli fece rispondere a chi gli chiedeva quale delle vie da lui aperte fosse più utile dell'emancipazione sociale. Io ho più fiducia nella cooperazione e ho lavorato per essa più che per qualsiasi altro movimento di cui mi sono occupato. Ad illustrare il pensiero cooperativo di Holyoake, ecco un brano tratto dai suoi scritti. La cooperazione non cerca nessun guadagno, non è causa di nessuna agitazione nella società, non reca nessun disturbo agli uomini di Stato, non entra a far parte di nessuna associazione segreta, non ha bisogno di società operaie per tutelare i suoi interessi, non medita nessuna violenza, non sovverte nessun ordine. Il successo dei cooperatori dipende dalla coesione delle loro associazioni, dalla loro fedeltà, dalla loro onestà commerciale. 60 anni fa i cooperatori erano i primi della nazione a proporre la migliore forma di istruzione per i più umili. Il sapere è la stessa cosa rispetto all'intelligenza, che è l'occhio rispetto al corpo. Una mente di poche idee è come una leva difettosa. Essa può far muovere una mente di molte idee a una maggiore forza e può allontanare le difficoltà più gravi. Così la giusta conoscenza delle cose è semplicemente un buon investimento. I cooperatori sanno che è la mancanza di intelligenza che ha dato impulso alla bruttezza della vita, la bellezza artificiale, l'ordine nelle città, la grazia nell'azione, i buoni costumi, tutto ciò rende buoni frutti. I capitalisti salariavano il lavoro, pagavano il suo prezzo di mercato e si attribuivano tutti i guadagni. Il lavoro cooperativo propone di salariare il capitale, pagarlo al prezzo di mercato e di attribuirsi tutti i guadagni. Sarebbe meglio e molto più ragionevole per la società e per il progresso degli uomini che gli uomini possedessero il capitale piuttosto che il capitale possedesse gli uomini. Certo, si riconosce che il lavoro è sterile senza capitale. È chiaro parimenti che il capitale non potrebbe fruttare un soldo senza il lavoro.
Rochdale, all'istituto di Yorkshire Street, egli invitò i riformatori ad abbandonare le loro divergenze, ad esercitare la tolleranza e a dimostrare con la più solida e indomabile volontà le virtù dell'associazione. Nelle cooperative il successo appartiene a coloro che sanno mettersi d'accordo. Imparate ad unirvi, tutte le altre grazie seguiranno. Musiche originali di Giampaolo Selloni alla tastiera, Pierluigi Luca al contrabbasso, Monica Tonini, Veronica Boni. Grazie.